Eder. McAllister. Caso Resinovic, il maresciallo di Grusone e i sacchi neri che non tornano. Nel racconto del pizzaiolo legato al caso di Liliana Resinovic c'è sempre un personaggio che fa drizzare le orecchie, il famoso maresciallo che gli avrebbe detto di non parlare dei sacchi neri. Un ordine, dice lui, arrivato da una caserma in un posto chiamato Grusone, minuscolo angolo di Carnia. Il dettaglio finale è il più comodo di tutti. Quel maresciallo oggi sarebbe morto, quindi non può più confermare né smentire la storia. Caso chiuso, anzi, chiusissimo. Peccato che quando si prova ad andare a vedere le carte, la sceneggiatura inizia a scricchiolare. Grusone non è un centro urbano, non è un paese con corso principale, municipio e caserma dei carabinieri all'angolo. È un nucleo di case sparse in un contesto di alpeggio, una borgata montana che si raggiunge salendo da Cavazzo Carnico in direzione dei sentieri e delle malghe. In pratica, 3 baite, qualche stalla, panorama da cartolina e aria buona. Il classico posto perfetto per una passeggiata, molto meno perfetto per piazzarci una stazione dell'Arma con tanto di maresciallo che impartisce ordini su un caso di cronaca a Trieste. Già questa geografia mette in difficoltà la versione del pizzaiolo. Se davvero il maresciallo lavorava nella caserma di Grusone, bisogna prima trovare la caserma, poi il maresciallo, poi collegare entrambi ai sacchi neri e al caso Resinovic. Per ora all'appello non si presenta nessuno. C'è però un dato di realtà che entra in gioco. Nella zona risulta un caso noto, datato 6 gennaio 2020. Un maresciallo dei carabinieri in servizio viene trovato morto nei boschi intorno a Cavazzo Carnico. Le ricostruzioni ufficiali parlano di suicidio con pistola d'ordinanza. Le cronache lo descrivono come comandante della stazione di Tolmezzo, 49 anni, originario della Carnia. Tutta la documentazione consultabile converge su questo. Non risulta una morte per leucemia, non risulta una lunga malattia, non risulta un decesso in ospedale dopo mesi di ricovero. Quindi abbiamo 2 piani diversi. Da una parte il racconto del pizzaiolo, che evoca un maresciallo di una caserma praticamente nel nulla, che gli avrebbe intimato di tacere sui sacchi neri e che ora, guarda caso, non è più in questo mondo. Dall'altra, i dati verificabili, che parlano di un maresciallo morto in circostanze tragiche, catalogate dalle autorità come suicidio, collegato a una stazione ben precisa e non a una caserma in mezzo alle malghe. È fondamentale non fare cortocircuito. Il militare morto nel 2020 non risulta in alcun modo collegato al caso Resinovic o al pizzaiolo. Non ci sono atti che lo legano a Grusone, non c'è traccia di un suo intervento sui sacchi neri, non c'è nessuna prova che sia lui il personaggio evocato nella famosa frase «mi ha detto di non parlare». Qualsiasi accostamento diretto sarebbe arbitrario e profondamente scorretto. L'unica cosa che possiamo registrare è che, in quella zona, il solo decesso noto di un maresciallo è quello, e che le fonti ufficiali parlano di suicidio, non di malattia. Resta allora la costruzione narrativa. Un paese sperduto di montagna, che più che a una caserma fa pensare a 3 malghe e 2 mucche. Un maresciallo che compare solo nella memoria di chi racconta, senza un solo riscontro pubblico. Una causa di morte cambiata al volo, dalla leucemia agli spari nei boschi, a seconda della versione che conviene di più. E soprattutto la comodità assoluta di avere come testimone chiave una persona che non può più dire la sua. Nel mosaico già complicato del caso Liliana Resinovic, la storia del maresciallo di Grusone assomiglia più a una pennellata di colore che a un tassello investigativo. Serve a dare un alibi narrativo al silenzio sui sacchi neri. Serve a far passare l'idea che qualcuno in alto avrebbe chiesto di non parlare. Ma quando si prova a incastrarla con la realtà geografica e documentale, non regge. La caserma non si trova. Il maresciallo resta un'ombra e le carte ufficiali raccontano un'altra storia rispetto alla leggenda della leucemia. Per il pubblico di Eder McAllister il punto è semplice. Ogni volta che in un racconto spunta il personaggio perfetto, quello che avrebbe potuto chiarire tutto, ma è morto, trasferito, irreperibile o confinato in un luogo che sulle mappe quasi non esiste, è il momento di alzare il sopracciglio. Nel caso Resinovic, il maresciallo di Grusone entra a pieno titolo in questa categoria. Fino a quando non arriveranno documenti, nomi verificabili e collegamenti concreti, resterà solo quello che è oggi. Una storia da bar di montagna usata per dare un'aura di mistero ai sacchi neri,
non una prova utile per capire che cosa sia davvero successo a Liliana. Secondo Claudio Sterpin sono tutti depistaggi e tutte invenzioni. C'è certa gente, è tutto per depistare l'indagine numero 1, la vera, quella che sarà determinante. Questo sono tutte chiacchiere, ciance, bufale messe dentro da qualcuno, fatte mettere dentro da qualcuno per depistare soprattutto l'opinione pubblica. Questo è tutta una messa in scena. Queste sono delle messe in scena comandate dall'alto, secondo me. Questa è una bufala tremenda, questa dei sacchi. Chi se ne frega se Liliana 2 anni prima di morire andava a chiedere un sacco? Ma io non crederò mai più, perché con 50 centesimi, massimo €1, in qualsiasi supermercato ne compri 10. Tutte queste stranezze fanno credere che qualcuno voglia coprire la verità. Ma io spero che emerga quella che può essere solo che la verità sulla morte di Liliana. Lei è stata uccisa, è abbastanza lampante. Io metto un poco in dubbio il fatto che sia stata uccisa addirittura il giorno 14 stesso, perché passano un sacco di tempo fino al 5 gennaio. 20 giorni andava in putrefazione, anche se fosse stata, come io ho pensato all'inizio, conservata in qualche posto fresco, freddo, non in una grotta del Carso. Se la mangiavano le bestiuzze che girano di notte in tutte le grotte del Carso. Nel curriculum giudiziario del nome Savarese c'è una puntata che merita di essere ricordata, quando oggi, attorno al caso Resinovic, si parla di testimoni, silenzi e indagini deviate. È il cosiddetto filone goriziano del processo che vedeva imputato per favoreggiamento Sergio Savarese, già vice dell'allora capo della mobile di Gorizia, Claudio Lorito. In quell'aula il testimone chiave dell'accusa era Alessandro Valerio, ispettore della squadra mobile di Trieste, che aveva seguito in prima persona l'indagine a carico di Lorito, ex capo della mobile del capoluogo isontino. Valerio era il funzionario che avrebbe dovuto raccontare come si era mossa la polizia dietro le quinte, chiarendo i passaggi delle indagini e il ruolo dei vari protagonisti. Al banco degli imputati non c'era solo Sergio Savarese. Nel medesimo processo era infatti imputato anche Orazio Di Marco, accusato di presunta cessione di sostanze stupefacenti. Secondo l'accusa, Di Marco avrebbe fornito la droga a Diego Deste, il grande accusatore di Claudio Lorito, quello che con le sue dichiarazioni aveva fatto partire il domino giudiziario. Quando arriva il momento della deposizione di Alessandro Valerio, in molti si aspettano il classico fiume di dettagli. Invece succede l'opposto. L'ispettore della mobile di Trieste si siede e annuncia che si avvale della facoltà di non rispondere. Nessuna risposta alle domande dell'accusa, nessuna risposta alle domande della difesa. Il teste d'accusa decide di non parlare e l'udienza prende una piega completamente diversa da quella immaginata. A quel punto entrano in scena gli avvocati. A difendere Savarese e Di Marco ci sono Giorgio Borean, Paolo Pacileo e Paolo Bevilacqua. La linea comune è quella di chiedere la separazione del procedimento, sostenendo che i destini processuali dei due imputati non dovrebbero viaggiare sullo stesso binario. Il collegio giudicante, presieduto dal giudice Trotta con Miele e Russo a latere, respinge però la richiesta e mantiene unito il processo. Proprio Paolo Bevilacqua insiste sul nodo centrale del giorno. Contesta il fatto che Alessandro Valerio abbia scelto il silenzio e sottolinea come il procedimento nel quale il funzionario di polizia risulta indagato per presunta deviazione delle indagini sia, a suo dire, estraneo al filone goriziano del processo. Tradotto, secondo la difesa, la pendenza di un'altra indagine su Valerio non avrebbe dovuto impedire la sua testimonianza in quel dibattimento. Risultato pratico della giornata. Il teste chiave non parla. La richiesta di separare i procedimenti viene respinta, le eccezioni della difesa vengono registrate a verbale e il processo viene aggiornato. L'udienza viene rinviata al 13 aprile, con l'aula che si svuota e la sensazione netta di aver assistito a un atto mancato
più che a una tappa chiarificatrice. Riletta oggi, questa pagina del processo Savarese è un piccolo manuale su come anche un procedimento ricco di nomi altisonanti possa restare appeso a un silenzio. Il teste d'accusa Alessandro Valerio, la figura di Claudio Lorito, gli imputati Sergio Savarese e Orazio Di Marco, il grande accusatore Diego Deste, il trio di difensori Giorgio Borean, Paolo Pacileo e Paolo Bevilacqua, il collegio Trotta Miele Russo, l'udienza rinviata. Tutto è lì, ma la voce che avrebbe dovuto dare corpo all'accusa sceglie di tacere. Per chi oggi osserva il caso Resinovic e l'improvvisa fioritura di testimoni tardivi, è un promemoria prezioso. Nei processi non basta avere un nome scritto a verbale, conta quello che viene detto, quando viene detto e se viene detto davanti a un giudice. Nel passato giudiziario che incrocia ancora una volta il nome Savarese, la lezione è chiara. Senza parole in aula restano solo carte, supposizioni e un rinvio sul calendario. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.